Taxi con il cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Mathis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG delle ore 19 di prealpina.it. Apriamo con la cronaca, con una notizia che arriva dalla Svizzera. Un frontaliere di 50 anni, residente nella provincia della VCO, ha riportato oggi gravi ferite a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 9:30 a Gambarogno, zona Monti di Gerra, nel Canton Ticino. L'operaio italiano stava svolgendo un intervento di pulizia di una parete a margine di una strada quando all'improvviso è caduto da un'altezza di 4 metri. Sul posto gli agenti della polizia cantonale e il personale sanitario della Rega, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il cinquantenne in elicottero all'ospedale. Una notizia di cronaca giudiziaria. Il fatto non sussiste. Una 43enne brasiliana è stata assolta oggi in tribunale a Varese. Era finita a processo con l'accusa di aver preso a bastonate il fidanzato nel luglio del 2018 a Varese. L'uomo era finito all'ospedale con il naso rotto. La ricostruzione dell'uomo, che ha fatto confusione con altre liti simili legate alla gelosia, evidentemente non ha convinto il giudice e oggi è arrivata l'assoluzione della donna. Ancora cronaca, c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Inveruno per sedare l'incendio scoppiato questa mattina attorno alle 10 in una ditta di via Villoresi a Turbigo. All'interno dell'azienda che si occupa del trattamento di pellame è andato in fiamme un filtro di depurazione polveri di un impianto. L'incidente ha inondato di fumo il capannone. Arrivati sul posto, i pompieri hanno impiegato circa un'ora per spegnere il rogo. Non si registrano feriti né intossicati. Cambiamo argomento. Cambio al vertice della caserma NATO di Solpiate Orona. Tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Veronica De Rio. Avvicendamento ai vertici della caserma NATO Ugo Mara di Solpiate Orona questa mattina 18 maggio. Il generale Guglielmo Luigi Miglietta ha ceduto il comando al generale Lorenzo D'Addario, reduce da un incarico di rilievo nell'Allied Rapid Reaction Corps, comando nazionale di stanza in Gran Bretagna. Miglietta andrà invece a guidare l'Allied Joint Force Command con sede a Brossum in Olanda, una sede di importanza cruciale in ambito NATO in questo periodo. Dopo 2 anni di pandemia si è tornati in presenza alla caserma di Solpiate Orona, che ha accolto le massime autorità civili e militari per quello che è uno dei più importanti appuntamenti all'interno della sede NATO locale. Presente il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Paolo Serino, che ha elogiato i risultati ottenuti dal comandante uscente. Il Corpo di Reazione Rapida italiano contribuisce alla crescita professionale dell'esercito italiano, consolidando la formazione della nostra leadership, contribuendo all'addestramento dei nostri comandi di divisione e brigata e partecipando allo sviluppo dottrinale in materia di operazioni multidominio e cibernetiche. Questa mattina alla Fondazione Palio di Legnano i reggenti delle 8 contrade si sono presentati ai politici alla stampa a Palazzo Pirelli, un'occasione per portare la tradizione di Legnano fuori dai confini della città. Erano presenti l'assessore regionale alla cultura ed autonomia Stefano Bruno Galli, il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, il presidente della Fondazione BPM Umberto Ambrosoli e il vicepresidente di Confindustria Alto Milanese Rosanna Tozzo. Ascoltiamo le dichiarazioni di Ambrosoli. La Fondazione con l'onore di rappresentare la Fondazione Banca Popolare di Milano ha un legame molto forte con questa manifestazione. Lo sostiene sostanzialmente dall'inizio con l'introduzione solamente dell'anno scorso, in quanto proprio il Palio non era stato realizzato e neanche programmato per le
Ovvie ragioni, l'anno precedente era già partita la macchina, poi è stato necessario fermarlo e il contributo della banca era stato deviato d'intesa con gli organizzatori su altre iniziative di carattere sociale, in quel caso più che sociale e sanitario. Si vuole mantenere questo legame, ma mantenerlo oggi è da certi punti di vista molto facile e stimolante. Perché? Perché è stato costituito per volontà delle istituzioni locali un ente, la fondazione, che ha una governance molto chiara, che ha una finalità molto precisa e delimitata. Tornano le sagre a Busto Arsizio, torna dopo 2 anni la festa di San Giuseppe. L'intervista è realizzata da Francesco Inguscio. Siamo al parco di Viale Stelvio con l'assessore Mario Sislaghi, oggi però nelle vesti di organizzatore della festa di San Giuseppe, che torna dopo 2 anni. Dopo 2 anni, finalmente torniamo nel nostro parco, nel nostro rione, nella nostra comunità. È stato bello rivederci. Abbiamo parecchi messaggi e anche tra di noi ritrovarci è stata un'emozione. Purtroppo dopo 2 anni abbiamo avuto delle persone che non ci sono più, che ricorderemo quando siamo qui a lavorare, le ricorderemo. Qualcuno è a me molto vicino, purtroppo la vita è questa, però il bello è essere tornati qua e sentire le persone che sono contenti di rivedere la festa. C'è anche tanta voglia appunto di tornare a fare festa, il programma è ancora molto ricco. Sì, anche se abbiamo dovuto cambiare il periodo per ragioni del Covid e quindi abbiamo avuto poco tempo e alcune cose come la lotteria non abbiamo potuto farlo. Ripartiamo insomma, ecco. Quindi questo era il vero scopo. È tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di Prealpina si rinnova domani alle 13. Buona serata.